Ben ritrovati dunque. Come tutti noi stiamo constatando, i concetti di salute e di malattia si vanno trasformando, volgendo verso maggiori aspettative di qualità di vita e di cura, perché no? Che pretende però sempre più appropriatezza nelle risposte. Le sa dare il nostro sistema sanitario nazionale, di cui tanto si sta parlando da ormai molto tempo a questa parte? È una domanda di fondo che si intreccia e si innerva in tanti altri quesiti. Qualcuno li poniamo oggi a chi in qualche modo ha il mandato di rappresentare il mondo della medicina a Verona. Ed è il professor Alfredo Guglielmi, che sarà ospite, lo vedete, ospite dei nostri studi, ed è presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona. Il professor Guglielmi, sapete bene, è chirurgo di fama, si può dire anche internazionale. È stato anche preside della Scuola di Medicina e Chirurgia della nostra università, dove continua a insegnare. Ma adesso diamo spazio invece alle domande, perché sono molte quelle che vogliamo porre al professor Guglielmi, che ringraziamo assolutamente per aver accettato il nostro invito. Allora, professore, tanti i temi, i problemi, abbiamo detto, del sistema sanitario nazionale. Inutile rincorrerli, però citiamoli almeno: medici che sembrerebbero scappare, infermieri che non si trovano, la medicina territoriale che stenterebbe a decollare anche se ogni tanto spurga qualche momento di positività, le liste di attesa che tutti noi in qualche modo dobbiamo stigmatizzare, perché ne siamo qualche volta vittima, il dover rinunciare anche alle cure da parte di molti cittadini. Questo è un tema di non poco conto. Quale più le pesa tra questi temi, pensando ai pazienti, pensando alla gente? E la domanda è molto impegnativa, è molto difficile dare una risposta, perché tutti i problemi che lei ha elencato sono tutti collegati tra di loro. Il problema nasce, di questo affanno della nostra sanità, nasce da lontano. Nasce ancora nei primi anni 2000, 2005, 2009 con il taglio delle assunzioni e il mancato turnover dei infermieri e medici. Questo ha provocato una carenza in questi anni di personale sanitario. Va di pari passo a questa decisione la riduzione dei posti letto in ospedale. Eravamo a 7 letti per 100.000 abitanti, adesso siamo a 3 letti per 100.000 abitanti. Oltre questi problemi c'è un invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione è anche sintomo e effetto di una sanità che funziona. Noi abbiamo raggiunto 85 anni di vita media per il genere femminile e 82 per il genere maschile. Siamo ai primi posti come lunghezza di vita, longevità rispetto ai paesi del nord Europa, al Giappone, eccetera. Pensi che negli Stati Uniti sono 76 anni vita media. Quindi il sistema sanitario ha funzionato. Riduzione dei letti, riduzione del turnover, invecchiamento della popolazione, aumento delle esigenze, perché la popolazione invecchia, ma invecchia con malattie, non invecchia sana. Allora cosa succede? Tutti questi elementi messi assieme hanno creato uno stress del sistema sanitario, per cui medici e infermieri sono sotto stress, soprattutto perché sono stressati dall'eccesso di carico di lavoro. È vero che lo stipendio del medico in Italia è inferiore alle medie europee, è vero che il carico di lavoro è più alto, però il primo problema è quello che il medico oggi non ha una qualità di lavoro serena, e questo allontana anche i giovani dalla scelta di fare la professione. Assolutamente. Senta, professore, non le dispiaccia se entro subito nel merito delle liste d'attesa, perché è un tema, ahimè, ancora completamente da risolvere, anche se in via di soluzione si spera. Un suo collega, non mi faccia dire il nome, ha dichiarato: se le liste d'attesa continuano ad allungarsi, la responsabilità è anche dei cittadini, che chiedono sempre più prestazioni superflue, facendo lievitare la domanda, in Veneto addirittura del 25%. Quanta verità in questa affermazione? Mi permetta di non essere d'accordo col collega, perché non è il cittadino che fa
e che si chiede la prestazione. È vero che c'è un eccesso di prestazioni, questo è un po' frutto della medicina difensiva, vero, ma è anche frutto di una mancata comunicazione. Cioè tante prestazioni che non sono necessarie nascono dal fatto che purtroppo col sistema sanitario nostro non c'è un dialogo e un collegamento tra colleghi della medicina del territorio, dell'ospedale, degli specialisti. Vecchio problema incancrenito, professore. Vecchio problema che è nuovo problema adesso perché proprio crea una criticità del sistema notevole. Quindi le liste di attesa sono aumentate perché, non essendoci uno scambio di informazioni, è più facile per il medico dire facciamo questa prenotazione, chiediamo questo esame, oppure, come è vero, chiediamolo perché non voglio rischiare di non fare un accertamento. Quindi una certa dose di prestazioni non necessarie c'è, farla ricadere solo sui malati mi sembra un po' semplicistico. Io lo farei ricadere in una mancata sinergia tra colleghi, tra medico e paziente. E allora a questo punto è giusto io le chieda qualcosa sulla responsabilità professionale dei sanitari, perché va detto che è stato approvato questo disegno di legge sulle professioni sanitarie che prevede, tra le altre cose, la limitazione della responsabilità penale alla sola colpa grave. È un vecchio tema che si innerva perfettamente con la medicina difensiva. Qualcuno ha parlato di scudo penale per i medici. Siccome sono termini che facciamo fatica a capire, ma il tema invece per voi è veramente importante e la ricaduta poi sul sistema altrettanto. Lei che ne pensa? E ci spieghi che cosa sarebbe lo scudo penale? È una cosa molto importante e credo che questo disegno di legge sia stato veramente un passo avanti per la sanità e per l'Italia. Le ricordo che un sistema penale che penalizza i medici è presente in 2 stati, Messico e Polonia, e l'Italia. Allora questo scudo penale non spiega bene quello che è stato deliberato. Intanto è un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà passare alle Camere ed è un disegno di legge che è approvato fino a dicembre 26. Io mi auguro che le Camere lo approvino e che diventi legge a tutti gli effetti. Allora questo scudo penale fa sì che il medico non possa più essere condannato per problemi di colpa lieve da un punto di vista penale. Cioè la colpa grave è l'unica perseguibile da un punto di vista penale per il medico. E quindi il risarcimento del danno, quello rimane? Il risarcimento rimane, la colpa lieve rimane e il risarcimento per l'errore medico per il paziente rimane. Quindi questa legge è un giusto compromesso di tutela del diritto del paziente che se ha un errore medico è giusto che venga risarcito e una tutela del medico che non deve incorrere in tutto un iter di processuale per colpe non gravi. È un problema veramente molto importante. Servirà secondo lei a limitarlo comunque il fenomeno della medicina difensiva, che è praticata dai medici, dobbiamo dirlo professor Guglielmi, anche per proteggersi da denunce non sempre circostanziate, anche qualche volta abbastanza facili, visto poi l'esito tra l'altro processuale quando avvenisse. E il rischio che li induce a prescrivere però esami costosi esisteva in questo modo ed erano quelli che spesso erano inutili. Certo, sa cosa? Ci sono una marea di denunce per malpractice. Di tutte le denunce fatte solo meno del 3-4% diventano poi esecutive. Quindi si apre un mondo di denunce che poi alla fine si sfalda in annullamenti dei procedimenti. Purtroppo un medico nella sua carriera professionale, un medico su 3 incorre in questo tipo di denunce. Quindi se la trasformiamo in un risarcimento pagato dalle assicurazioni, con un giusto risarcimento diventa una cosa accettabile. Se invece diventa un processo penale, diventa veramente un danno per il medico, un danno per l'immagine del medico molto molto serio, che può compromettere anche l'equilibrio professionale del medico. Ecco, sicuramente questo può ridurre la medicina difensiva. Ricordo solo che la medicina difensiva sembra costare all'Italia 10 miliardi all'anno, solo di medicina per difendersi da questo tipo di procedure.
Non c'è dubbio. Siamo arrivati a parlare quindi della categoria dei medici tout court, diciamo, tutti, che lavorano in contesti di urgenza, ma anche in generale sono sotto pressione costante, in alcuni casi, dobbiamo dirlo, con scarse risorse, in sistemi che necessitano sempre maggiore efficienza. Ecco, per questi motivi, anche per questi motivi, molti medici se ne vanno, professor Guglielmi, perché quello è un dato di fatto. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto. Cioè, il primo motivo della fuga anche dagli ospedali e dalle nostre strutture è il clima organizzativo e lo stress del mondo lavorativo dove si trovano. L'altro aspetto da non sottovalutare è l'aspetto economico e infine il terzo è la difficoltà di avere un percorso di carriera già segnalato e già programmato. Perché vanno all'estero i medici? Non perché si lavora meno, ma perché si lavora di più, si percepisce uno stipendio più congruo e si hanno possibilità di carriera più rapide e più codificate. Noi siamo un po' ingessati in questo e questo crea una situazione di scarsa attrattività per gli ospedali e per le strutture in genere. Si leggono anche oggi sulle cronache violenza, notte di paura in quell'ospedale, in quel pronto soccorso, ma anche in corsia, durante il normale lavoro, insomma, da parte di pazienti o di familiari di pazienti. Lei ha dichiarato come presidente: questi episodi di violenza non sono più tollerabili. Chi dedica la propria vita alla cura degli altri non può e non deve lavorare nella paura. Sacrosanta verità. E allora, professore, che cosa si sta facendo? Quali misure adottare? Vediamo proprio in questi giorni emergere alcune soluzioni. Ecco, mi piacerebbe sentire il suo parere. Guardi, il problema è molto grave perché crea una sorta di timore per i medici e questo spiega la carenza di medici e infermieri in aree a rischio come il pronto soccorso. Le faccio un esempio che nei primi 8 mesi nel Veneto ci sono stati solo a Borgo Trento un episodio di violenza alla settimana. Quindi io vado a lavorare e una volta alla settimana ho un episodio di violenza. Dobbiamo fare una distinzione, però gli episodi di violenza sono prevalentemente nelle pronto soccorsi, nelle aree di accettazione degli ospedali. Non dimentichiamo le guardie mediche dove magari vivono o sono situate in posti isolati. Non dimentichiamo gli ambulatori, non dimentichiamo la violenza di genere. Purtroppo le nostre colleghe sono più soggette a questo tipo di violenza che non è solo fisica, è anche verbale e di atteggiamento. Allora, nei pronto soccorsi ci sono 2 tipi di violenza. C'è quella del paziente psichiatrico o soggetto a abuso di alcolici, di droghe, eccetera. Quello purtroppo dobbiamo fare i conti che può arrivare e lì le forze dell'ordine si sono rese disponibili di intervenire prontamente e arrestarlo e questa è una cosa positiva e questo è poco evitabile. Quello che possiamo evitare invece è l'aggressività dei pazienti che sono costretti ad attendere ore in pronto soccorso senza sapere quale sarà il loro percorso di diagnosi. Allora questa situazione di stress si può evitare migliorando il clima organizzativo dei pronto soccorsi. Per dirle, a Borgo Trento esistono degli infermieri di sala, di attesa, che accompagnano il paziente e danno al paziente consigli e informazioni sul loro percorso o il percorso dei familiari. E poi recentemente una cosa interessante è questo dispositivo indossabile che i medici e gli infermieri portano con sé e che fa scattare un allarme con segnalazioni acustiche e individuazione del luogo dove si trova l'infermiere che è soggetto a probabili atteggiamenti aggressivi da parte dei pazienti. Questo sistema di allarme fa scattare un allarme per cui i colleghi, i medici e le forze dell'ordine possono intervenire prontamente. Poi ci sono anche corsi di supporto psicologico per i medici, di supporto psicologico per gli infermieri, però questo è un problema emergente molto importante che va assolutamente affrontato e bisogna cercare di limitarlo. Certo, è quel probabile che può essere criticato perché può mettere in allarme e l'allarme non c'è, però certo. È un rischio che si deve correre. Sì. Allora, il malessere
che condiziona medici, infermieri, operatori sanitari. Ricordo agli amici che sono all'ascolto che l'ospite che seguirà il professor Guglielmi è proprio il presidente dell'ordine degli infermieri in Verona, il professor Vallicella. Allora, dicevo, professor Guglielmi, questo malessere viene denunciato da anni. Io ho cominciato a interessarmi di medicina da sempre, ma da sempre ho sentito parlare di questo malessere. Vede il rischio si riduca a un tormentone a cui nessuno, anche fra chi ha il potere, forse il dovere di intervenire, faccia veramente qualcosa per cambiare le cose, oppure ce lo si pone finalmente come un problema da risolvere? Il malessere dei medici è il malessere poi anche degli utenti. Esattamente, il malessere del medico si traduce in un malessere del servizio sanitario e di un malessere e un malcontento del paziente. Tormentone sì, sicuramente questo è diventato ormai un tormentone, però bisogna anche capire che il finanziamento per il sistema sanitario, senza entrare in tutta la polemica, c'è, non c'è, così, c'è stato un aumento del finanziamento, però purtroppo non è sufficiente, perché la popolazione, l'invecchiamento della popolazione, le esigenze di sanità della popolazione e i costi della sanità, e pensi, le cure oncologiche nuove costano, le tecnologie da applicare in chirurgia costano, un anziano costa molto di più, per cui i soldi investiti in sanità non sono sufficienti. La soluzione sarebbe banale: assumiamo più medici e più infermieri e che così il sistema delle liste d'attesa, dello stress nell'ambiente di lavoro piano piano andrebbe a scemare. Se non che i finanziamenti scarseggiano. Cosa è successo? È successo che viviamo adesso la criticità dei pensionamenti dei medici che erano nella fascia di età tra 65 e 70 anni. Questo pensionamento che ha creato questo squilibrio andrà a cessare, dicono un po' i conteggi e i calcoli, verso il 27-28. Per cui questa criticità forte la stiamo vivendo in questo momento. Le soluzioni che si applicano sono soluzioni emergenziali, non sono soluzioni a lungo termine. Quindi bisognerebbe avere una visione della sanità non tanto nel contingente. Nel contingente ci sono problemi, però la sanità tiene. Se io ho un problema di salute grave, ho ospedali, ambulatori, strutture, professionisti che me lo risolvono. È chiaro che l'accesso alle cure è difficile. È difficile perché non c'è più un'equità dell'accesso delle cure. Chi ha redditi alti si può arrangiare in modo autonomo, chi non ha redditi alti ha più difficoltà di accesso. Questa è una criticità che viviamo in questo contesto. Male, vero? Molto male. Allora dovremmo avere la capacità di risolvere dove è possibile i problemi organizzativi, e margine ce n'è di azione. E anche la visione di vedere tra 5 anni, 6 anni, 10 anni come sarà la sanità e modificare la sanità in funzione di un progetto a lungo termine. Avere 20 sistemi sanitari in Italia lo rende ancora più difficile. Certo. Purtroppo. Senta, professor Guglielmi, lei ha insegnato, sta insegnando da anni a chi pensa a medicina come la sua professione. Lo pensai anch'io a Padova tanti anni fa. Bravo. Poi al primo movimento un poco che mi scuoteva dentro sono subito dirottato a lettere e filosofia, molto più semplice. Però medicina è una grande facoltà. Come stiamo insegnando a diventare medici? Ma guardi, il corso di laurea di medicina è buono. Nel senso, noi formiamo bravi medici da un punto di vista di formazione teorica e quella parte di pratica nei reparti iniziale. Quindi devo dire che il nostro sistema forma dei bravi medici, dà le basi, l'alfabeto della medicina lo forma bene. Dov'è il problema enorme e critico? Il problema enorme è dopo la laurea. Oggi un medico che si laurea, diventa medico, può fare gran poche cose e deve fare un corso di specializzazione o un corso di formazione per medici di medicina generale. E qui qua casca un poco l'asino. E qui c'è il problema. Allora, dobbiamo dar atto che il Ministero, sia per le liste di attesa, sia per le assunzioni dei medici, sia per gli specializzandi, ha dato disponibilità di aumentare i posti e le borse di studio. Però quest'anno, per dirle, il 25% dei posti disponibili per le scuole di specialità è andato deserto.
E la criticità è proprio in quei settori dove c'è più bisogno di medici. Anestesia, pronto soccorso, medicina d'urgenza, chirurgia. Molte le donne, mi pare di aver capito, Certo. vero? E le scuole che sono meno impegnative, oculistica, dermatologia, chirurgia plastica, così sono andate saturate come posti, mentre altre specialità non vengono saturate. Quindi c'è una sperequazione in questo termine, perché un giovane sa che se sceglie anestesia o medicina d'urgenza avrà una carriera molto difficile, retribuita poco e con sbocchi professionali limitati. Quindi il problema nostro, li formiamo bene, però poi non sappiamo prenderli, guidarli e portarli a compimento della loro formazione professionale. Perché bisogna dire, professore, che se c'è una professione che ha bisogno di formazione continua è proprio la medicina. Certo. Io le pongo adesso, ho detto il mio vulnus iniziale universitario, voglio sentire il suo. Lei si ricorda perché ha scelto questa stupenda professione? Ma guardi, è difficile. Tornando indietro, quando uno è al liceo, ha la passione o per le materie umanistiche o per le materie scientifiche e naturali. Io ero appassionato di biologia, mi piaceva la scienza, ero incuriosito del corpo umano e quindi all'inizio è una affinità per le scienze biologiche. Poi si entra a medicina e lì si comincia a vedere come è medicina, perché medicina ha delle possibilità straordinarie. Posso andare dal laboratorio di ricerca pura fino all'elicottero che fa emergenza e vola con il 118. E lì tanto dipende da chi si incontra nel percorso. Sì. Allora, io ho avuto la fortuna, e ne sono grato ai miei maestri, di incontrare dei chirurghi straordinari. Mi hanno portato in sala operatoria, io mi sono, è stato un colpo di fulmine, una passione che mi ha preso e ho cominciato la mia carriera di chirurgo, perché ho avuto dei maestri che mi hanno trasmesso la bellezza di questo mestiere. È stato un uomo fortunato, uno studente fortunato. Dovremmo fare questo che manca. Oggi manca comunicazione, manca disponibilità a dare ai giovani il senso non dell'acquisizione del dato tecnico, ma il senso dell'acquisizione della passione di questo mestiere. Certo, mancano pochi minuti e molti dicono che questo è un contaminuti, non è niente altro, perché sono arrivate delle richieste al riguardo. Che cosa ha davanti Capitini? Un contaminuti. Ci sono però anche bei temi per la medicina in questo momento. Parliamo un po' di innovazione tecnologica e di ricerca al servizio della clinica, della cura, no? La maggiore attenzione alla prevenzione, la medesima anche intelligenza artificiale, un poco famigerata invece non è da demonizzare per nulla, è uno strumento straordinario, insomma, però bisogna saperlo governare. Lei si è molto dedicato alla innovazione e alla ricerca, magari potrebbe essere un altro tema che avrei voglia di affrontare con lei. Che pensa quindi di questo momento particolarmente favorevole? È un momento straordinario questo, perché stiamo cavalcando un momento proprio storico di transizione tra la medicina, la comunicazione della vecchia generazione e quella nuova, la medicina digitalizzata, la tecnologia e tutti questi aspetti. Ci siamo già dentro, però non siamo ancora preparati a gestirla bene. Allora l'intelligenza artificiale, se usata bene, sarà uno strumento straordinario. Recentemente a Venezia hanno fatto una conferenza sul fascicolo elettronico 2.0, che non sarà solo un fascicolo che contiene i dati del paziente, sarà un fascicolo che contiene tutti i dati di tutti i pazienti che possono essere interconnessi. Avendo questa mole di dati io posso programmare e capire dove indirizzare un paziente perché c'è un carico di lavoro non eccessivo, dove distribuire le liste di attesa, potrò gestire la sanità bene. Qual è il rischio che vedo? Il rischio vedo che di delegare all'intelligenza artificiale quello che è l'aspetto empatico, umano della relazione medico e paziente. Allora non possiamo pensare che l'intelligenza artificiale sia un fine della nostra medicina, deve essere solo un mezzo che mi agevola nel pianificare e organizzare meglio gli aspetti della sanità, che adesso sono frammentati. Il problema grosso adesso è che
le grosse energie che abbiamo in sanità, ospedali che funzionano, medicina del territorio dislocata in più distretti ma con professionisti validi, medici di medicina generale purtroppo assillati, affollati di un numero di pazienti eccessivo per garantire qualità. E vedremo come va a finire con le case di comunità. Vediamo, questi problemi non parlano tra di loro. Se io avessi la possibilità di farli comunicare, riuscirei a organizzare meglio la sanità. L'intelligenza artificiale ci deve aiutare in questo senso. È arrivato al punto che insomma fare buona sanità certe volte dipende anche da una buona comunicazione. Da comunicatore mi permetta di sottolinearlo. L'ultima domanda non è quella delle 100 pistole, ma è un porgerle una possibilità di un commento. Dice Marcel Proust: una gran parte di quello che i medici sanno è insegnato a loro dai malati. Grande verità, la si capisce facendo la carriera professionale. Più va avanti l'esperienza professionale, più si prende, si acquisisce dal malato. Io dico sempre ai giovani che vengono da me: ma voi pensate, la vostra professione, la nostra professione è l'unica dove un paziente, un essere umano ti dice: ti do in mano la mia vita, la mia salute, mi fido, cerca di risolvermi il problema. Allora questa è la relazione tra medico-paziente, e con l'intelligenza artificiale, la sinergia tra scienza, ricerca e umanità della medicina, questo sarebbe il punto di arrivo, quello ideale nel quale dobbiamo arrivare, è il punto in cui dobbiamo educare i giovani. Utilizzate la tecnologia, ma non dimenticate che ogni paziente che viene, che voi curate, è un regalo che il paziente poi vi restituisce. Più date, più ricevete dai pazienti di questo tipo. Ci vuole empatia, comunicazione. Alfredo Guglielmi, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona, ma tante altre cose, magari alcune di queste lo andremo a affrontare prossimamente, parlando magari di fegato e di chirurgia. Va bene, volentieri. Ma soprattutto ho scoperto un grande comunicatore, quindi le faccio i complimenti sotto questo profilo. Grazie professore di essere stato con noi. Grazie dell'invito, sono io che ringrazio voi. E io come sempre ringrazio voi, vi do appuntamento a tra poco dopo lo stacchettino, perché con noi sarà Vallicella, il professor Vallicella, che rappresenta il mondo degli infermieri. A tra poco dunque. È arrivato Daily Espresso, la newsletter di Daily alle 6:30 del mattino. Ti propone le principali notizie della giornata, le previsioni meteo, la frase del giorno, cosa accadde oggi, l'oroscopo per iniziare con il piede giusto e molto altro. Direttamente nella tua casella email. Basta un click. Per riceverla, iscriviti ora su www.dailyverona.it. Ritorna in grande stile Tutti Amici, ogni giorno in diretta dalle 11 alle 13:30 su radioadige.tv, con ospiti, curiosità, novità e soprattutto territorio. Ricordatevi che i protagonisti siete proprio voi, ogni giorno in diretta Tutti Amici. www.radioadige.tv. C'è un'altra emergenza nella sanità ed è quella della carenza degli infermieri negli ospedali, ma non soltanto, in tutte le strutture dove questa enorme, importantissima figura professionale è presente. Sì, la carenza di medici, come abbiamo visto, è preoccupante, non lo è di meno quella degli infermieri. Pensate che in Veneto ne mancano 3.000, in Italia 70.000, e ai test di ingresso, cosa importante da dire, per la laurea triennale rimangono vuoti i posti disponibili. Quindi tra prossimi pensionandi, corsi di laurea disertati e il privato, che è attrattivo, non lo si può negare, si può e si deve parlare di una vera e propria emergenza del servizio. Ne parliamo oggi e possiamo anche subito presentarlo con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona, che è il professor Franco Vallicella, che è un piacere e un onore ospitare. Lui insegna
anche alla università, è docente, ma soprattutto, per chi lo conosce da molti anni come il sottoscritto, parliamo di una persona che è veramente esperta del campo. Dunque, professor Valdicelli, intanto grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto dunque. Come dicevo, lei ha lustri di esperienza alle spalle. Le chiedo subito e vado diretto, ma perché si è arrivati a questo punto rispetto al tema infermieri? Intanto buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità di, diciamo così, dire qualcosa rispetto a quello che giustamente lei dice è un'emergenza. Perché siamo arrivati qui? Ma io partirei nel dire dov'è che siamo arrivati, nel senso che siamo arrivati qui, ma per capire effettivamente il fenomeno io ho raccolto 4 dati che serve effettivamente per delineare. Siamo arrivati qua in una situazione grave, ma questa situazione grave non è, l'esito finale. La prospettiva è che diventi ancora più critica la situazione. E di questo infatti parleremo. I dati cosa dicono allora? Così togliamo le tabelle di mezzo una volta per tutte. I dati, 4 dati sintetici, perché noi abbiamo fatto un lavoro qua che riguarda i 25 anni del fenomeno, infermieri in Veneto e in provincia di Verona, quindi focalizzato sulla nostra realtà. 4 dati, dicevo, assolutamente sintetici. Nel 2011, parlo solamente di Verona, quindi non del Veneto, solo di Verona, i posti all'università, quindi i posti che l'università mette a disposizione per le iscrizioni al corso erano 520. 2010, 2025 554. Le domande, perché dopo i posti devono essere occupati ovviamente dai studenti che frequentano. Quando parlo di domande intendo la prima scelta degli studenti, perché dopo questi posti in realtà vengono in parte riempiti dalle seconde scelte. Però il fenomeno, per capire l'attrattività, è quella quanti sono quelli che scelgono in prima istanza questa professione. Allora abbiamo detto che nel 2011 erano 520 posti, le domande erano 867. Nel 2025 i posti sono 554, le domande sono 238. Quindi lei ha sintetizzato con dei numeri un po' quello che io ho detto in preambolo, ma i sindacati dicono servono stipendi più alti. Io mi permetto di dire, professore, che non credo sia solo quello il problema, anche se con 1.650-1.700 euro al mese, ci comprendiamo bene. Ma le cause strutturali di questo calo di appeal della professione, in che cosa le fa consistere? Allora, intanto dobbiamo, contestualizzare il fenomeno. Le domande, come abbiamo detto adesso, sono sicuramente sono diminuite, però dobbiamo anche dire, per capire effettivamente il più possibile il fenomeno, è che comunque complessivamente gli studenti sono diminuiti. Sono diminuiti le domande al corso di infermieristica, ma sono diminuite le domande anche agli altri corsi delle professioni sanitarie. E questo è legato al fatto che gli studenti che escono dalla maturità sono meno rispetto a una volta, è legato al fatto che comunque questi studenti che escono hanno maggiore possibilità di scelta e quindi, alla fine questo è il risultato. Ma questo risultato e queste considerazioni ci devono far pensare che la cosa è ancora più grave, perché anche se gli studenti, i maturanti, diminuiscono, la necessità di infermieri non diminuisce. No, certo, anzi. Esatto, quindi i rimedi, il discorso dello stipendio, è assolutamente importante. Allora, non si può continuare a dire che la professione infermieristica è fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale, elencare questi dati che dicono che c'è un problema, appunto parliamo di emergenza, senza poi dare delle risposte da emergenza. Nel senso che se il fenomeno è importante ma non è concluso e c'è la prospettiva che peggiori ulteriormente, se crediamo che effettivamente questa professione serve al Servizio Sanitario Nazionale, è necessario, prenderà. E lo stipendio sicuramente fa parte di una serie di elementi importanti. Allora, Franco, le condizioni generali di lavoro, del vostro lavoro, sappiamo che sono insostenibili in questo momento. Ma spieghiamo anche perché, come è evoluta la vostra figura, quali altre competenze vengono attribuite oggi all'infermiere?
Allora, la nostra professione è una professione che ha visto dal punto di vista giuridico un riconoscimento importante, ma che è frutto del fatto che gli infermieri, come dicevamo prima, si formano all'università, la formazione base poi di solito viene affiancata anche di una formazione post base. Questo significa che sugli infermieri si caricano giustamente delle responsabilità che servono al sistema, non è che facciamo dei mega galattici professionisti che non servono. Quello che diciamo così investiamo in formazione è perché quelle competenze servono al sistema, quindi significa maggiori responsabilità sulle quali il sistema conta. Il problema è che tante volte, nonostante questo impegno anche da parte degli infermieri stessi di formarsi, anche appunto come dicevo una formazione post base, il riconoscimento di queste competenze che il sistema utilizza non è così assolutamente immediato. Per rendere un po' ancora meglio l'idea, è come in ragioneria si usa la partita doppia, che è il dare e l'avere. Allora, agli infermieri si chiede sempre di più, ma il corrispettivo non viene dato. E nella partita doppia, in ragioneria, un sistema che non si equilibra col dare e l'avere, poi va in tilt. Tra l'altro va anche detto, non voglio creare problematiche, però le limitazioni sono ancora forti, quelle dell'esercizio libero professionale vostro, a differenza delle professioni, chiamiamole medico-sanitarie in generale. Detto questo, però, noi dobbiamo anche dire alcune verità. Siete oggetto di aggressioni, il burnout è importante, pazienti e parenti vi assillano. Ecco, io vorrei che lei facesse un commento a questa situazione, anche perché è di questi giorni che si parla di interventi negli ospedali, di allerta generale, non da tutti condivisa. La sua opinione qual è? Allora, la nostra professione è una professione bellissima. Ti dà molto, perché comunque per chi è interessato al rapporto con la persona, ai bisogni della persona, questa professione ti dà veramente tanto. Il problema fondamentale appunto è come viene oggi svolta questa professione, in qual è il contesto in cui l'infermiere esercita la sua professione. È un contesto in cui c'è un carico di lavoro altissimo, c'è un carico di lavoro perché, come ha detto lei nell'introduzione, c'è una carenza infermieristica e l'infermiere che è sul campo, non è che si esime dal fatto deve rispondere a dei bisogni, che siano in 3 o che siano in 2. C'è un bellissimo film che è uscito recentemente che si chiama L'ultimo turno. È straordinario, mette in evidenza e chi deve fare delle scelte politiche farebbe bene andare a vedere quel film, perché mette in evidenza la situazione in cui si trova l'infermiere. Deve far carico, che sia in 3 o in 2, devono far carico a quelle che sono necessità, perché chi ha l'esperienza di andare in ospedale ha l'esperienza del fatto che viene accolto dall'infermiere, viene seguito dall'infermiere 24 ore su 24 e 36 ore, 364 giorni all'anno. Spesso lo si deve dire, il paziente vede subito in voi la prima figura alleata, perché di un'alleanza tra pazienti e medici e infermieri si deve parlare. Assolutamente, ma è anche giusto, è quello che noi anche promuoviamo ovviamente, perché poi se c'è questa alleanza il paziente sta meglio, migliora, ma se dal punto di vista del carico di lavoro questo è oltre, se le cose che normalmente fanno in 3 devono essere fatte in 2, è evidente che c'è un problema. Ma guardi che il problema è di tutto il sistema, non è solamente nostro, perché nel momento in cui lì c'è una carenza, tutta l'attività, anche l'investimento dal punto di vista tecnologico che è stato fatto, pensiamo a un intervento chirurgico. L'intervento chirurgico ha bisogno della preparazione. Chi è che fa la preparazione? L'infermiere. Ma al di là della preparazione, per chi l'atto poi chirurgico fatto dal medico sia assolutamente, abbia efficacia, è necessario poi il post-intervento. A chi è affidato quel paziente dopo l'intervento, che magari, un trapianto dove c'è stato un investimento incredibile anche in termini economici? Se non è affidato a una persona competente, che controlla, che sa leggere quello che sta succedendo, che chiama il medico se c'è la necessità perché vede che c'è qualcosa che non va, capisce che è un investimento del sistema? Assolutissimamente d'accordo. Poi il problema è anche quello, perché non dirlo, dell'attrattività della vostra professione, del riconoscimento sociale della vostra professione, come negli anni è capitato per i medici. L'emorragia però, professore, continua
e va verso il privato che può pagare di più, perché questa è la verità. È un fenomeno questo che può preoccupare il sistema sanitario nazionale? Guardi, è un fenomeno che sicuramente esiste, voglio dire, è anche fisiologico, cioè le persone competenti che sanno, voglio dire, di quanto valgono e quanto sono importanti per il sistema, ovviamente se un'organizzazione è disponibile a riconoscere questo con anche un migliore stipendio, è giusto che ci sia questo travaso. Però io vedo un fenomeno ancora più importante e critico, e cioè il travaso sicuramente verso il privato, ma il fenomeno ancora più critico e importante di depauperamento di tutto il sistema è gli infermieri che decidono di non fare più gli infermieri. Questo è ancora più grave perché, guardi, c'è un investimento importante nella loro formazione, quindi del sistema, un investimento anche personale. C'è una competenza che non arriva solamente dal percorso accademico di base o post base, ma esiste anche dall'esperienza. Un infermiere di sala operatoria, un infermiere di area critica, un infermiere, voglio dire, che per assistere adeguatamente quel paziente si è fatto, diciamo così, si è costruito una competenza dalla formazione e dall'esperienza. Non è che in 5 minuti si riesce a ricostruire. Nel momento in cui quell'infermiere ti lascia perché decide di fare un'altra professione, un'altra attività perché non ne può più, è evidente che è un problema per tutto il sistema, un depauperamento di cui i primi ad essere, diciamo così, colpiti sono i pazienti, ovviamente. E questa è una cosa importante. Però le condizioni di lavoro sono quelle che rendono appunto, diciamo così, anche meno attrattiva questa professione. Però le condizioni di lavoro da cosa sono fatte? Sono fatte dall'organizzazione, sono fatte da, diciamo così, da gestori del sistema, quindi sono fatte da cose che si possono prendere in mano e migliorare. Questo è il punto fondamentale. Sul miglioramento abbiamo tutto il tempo poi per parlarne, perché è giusto, dopo aver visto il fenomeno e viste le criticità, cercare delle soluzioni, e chi meglio di lei può dare degli utili suggerimenti a riguardo. Però prima voglio porle un altro problema che è sollevato dall'attualità: il primo accesso che adesso si può fare a medicina aperto a tutti. Questa cosa può aggravare la situazione della scelta della professione infermieristica? Guardi, con tutta la buona volontà, sinceramente io ho qualche difficoltà a comprendere queste scelte. Qualche difficoltà perché alla fine, voglio dire, non so qual è il risultato a cui si mira con questa nuova modalità. Io so solamente una cosa. Forse, professore, non lo sanno neanche i decisori politici che hanno adottato questo nuovo criterio. Ecco, però so le conseguenze di questa cosa qua. Le conseguenze sono che questo meccanismo che si mette in piedi, che permette a una marea di studenti di frequentare fino a dicembre e quindi stare, tra virgolette, in ballo fino a dicembre, che però hanno diritto ovviamente di essere seguiti come studenti, assorbe delle risorse importantissime. Perché questi, voglio dire, assorbono delle risorse per poi dopo la fine arrivare appunto comunque a fare la selezione. Allora mi chiedo, ma queste risorse servivano proprio, cioè a che cosa sono finalizzate? Forse se venivano incanalate in settori dove c'è una grande necessità, ad esempio, visto che siamo qua a parlare di questo, nella formazione infermieristica. Cioè uno dei problemi è anche quello che l'università, voglio dire, ha questi numeri che ho elencato prima, ma rispetto ai docenti, diciamo, che insegnano all'università di matrice infermieristica, c'è una carenza incredibile. Quindi, voglio dire, si sottraggono risorse per uno sviluppo di aree di cui il sistema ha necessità. Quindi sono delle scelte che hanno grossi punti di domanda. Altra scelta, altro punto di domanda: si sta ipotizzando di affidare le mansioni più semplici, mansioni infermieristiche, agli operatori sociosanitari, che a loro volta sono carenti nonostante i continui concorsi banditi dalla Regione. Cosa ne pensa? Allora, prima dicevamo delle condizioni di lavoro. Uno dei problemi che rende le condizioni di lavoro critiche, diciamo, è il fatto che in molte realtà questi operatori di supporto che aiutano, che sono importanti per l'aiuto che possono dare agli infermieri, non ci sono. E se non ci sono,
quell'attività viene svolta dall'infermiere e quindi creano una situazione di ulteriore difficoltà e sottraggono gli infermieri da competenze per le quali, diciamo così, ha studiato, per le quali ha competenza e di cui il paziente ha necessità. Però è un problema, come diceva lei, perché questi operatori non si trovano, quindi anche una riflessione su questo, sul meccanismo formativo, sul meccanismo diciamo così, di reclutamento di questi operatori, secondo me va assolutamente fatto. Se vogliamo migliorare la qualità del lavoro dell'infermiere è necessario comunque poter contare su questi operatori che devono esserci. Allora, è arrivato il tempo, mancano ancora minuti giusti, congrui, perché si possa vedere anche il lato, diciamo, positivo di questo nostro incontro, rilanciare delle soluzioni. Stiamo parlando dell'emergenza infermieri, ospedali a rischio abbiamo detto, ma attenzione perché è a rischio anche la sanità territoriale, le case di riposo, quelle che sono identificate come le nuove case di comunità di cui tanto si parla e a cui dedicheremo uno spazio in Verona Salute, poliambulatori affidati anche appunto a voi infermieri. Professore, come dunque correre ai ripari e in fretta, dopo aver stigmatizzato le problematiche, cerchiamo di vedere eventuali soluzioni che perlomeno la professione che qua lei rappresenta potrebbe enucleare e lanciare. Allora, lei ha elencato tutta una serie di opportunità che il nostro sistema potrebbe avere, che sono le case di comunità, l'ospedale di comunità, tutta una serie di servizi di cui c'è necessità, perché la necessità dell'infermiere è legata al fatto che la popolazione ha bisogno sempre di più di assistenza e l'assistenza viene erogata dall'infermiere. Basti soltanto, perdoni se interrompo, ma ricordiamo a chi ci è alla visione e all'ascolto la figura dell'infermiere al tempo del Covid, che cosa è stata. Esattamente, e purtroppo ci si è anche dimenticati di questa cosa qua, ci si è dimenticati anche della potenzialità, non più solamente potenzialità ma espressa, che hanno dimostrato gli infermieri in quel periodo. Ed è stato, diciamo, ed è un peccato averla persa questa memoria, perché queste nuove strutture, tra l'altro finanziate anche da questi finanziamenti del PNR e quindi risorse in campo, rischiano di non funzionare perché poi non ci sono infermieri da inserire. Di solito quando pensiamo all'infermiere pensiamo fondamentalmente all'ospedale, ma c'è la realtà territoriale che con l'invecchiamento della popolazione è fondamentale per fare in modo che l'ospedale possa effettivamente fare l'ospedale per gli acuti. Però serve anche lì appunto implementare i numeri, ma implementare i numeri in questo momento sa che cosa significa? Significa togliere gli infermieri dall'ospedale per metterli sul territorio. Questo è quello che invece l'operazione è quella di dire: ma quali sono le condizioni attraverso le quali, diciamo così, gli studenti possono, diciamo, indirizzarsi a questa professione che, come dicevo prima, è una professione che ti dà tantissimo. È quella di creare le condizioni perché questa professione possa essere esercitata nel modo migliore possibile. Si parla anche di burnout. Il burnout infermieristico è legato al fatto che l'infermiere è predisposto a dare tutta una serie di risposte ai bisogni delle persone e che si trova nella condizione che non riesce a farlo e quindi, tra virgolette, si brucia. Allora, possiamo mettere mano a queste cose, che significa mettere mano all'organizzazione, significa mettere mano alla possibilità di avere degli operatori di supporto, significa mettere mano a un riconoscimento sociale anche attraverso un adeguato stipendio, significa riconoscere la possibilità che l'infermiere fa un percorso di carriera e questo percorso di carriera dovrebbe essere riconosciuto. Cioè, voglio dire, oggi i giovani hanno giustamente delle idee molto chiare. Se intraprendono una professione, vogliono sapere: ma dove posso arrivare? Nel nostro mondo questa cosa qua è un problema, perché l'organizzazione attuale non dà delle certezze. Io, se faccio un master, se faccio una laurea magistrale, non ho la certezza poi di come spenderò questo studio, questo impegno che ho avuto. E questo non va bene, perché uno deve avere la certezza: io mi impegno, sacrifico il mio tempo, anche delle risorse, però poi vorrei capire come posso spendere quel titolo. All'interno del Servizio Sanitario Nazionale questa certezza non c'è. Senta, la recente riforma delle professioni sanitarie appena varata come vi tratta? Allora, anche questa è rispetto anche a quel tema che ho appena
messo sul tavolo, e cioè quello del riconoscimento della carriera, allora da una parte sicuramente è un'opportunità importante, perché insomma, noi come infermieri fisiologicamente cerchiamo di vedere quali sono le opportunità, però dopo dobbiamo anche essere consapevoli che c'è una parte che in quel disegno di legge è completamente, voglio dire, non è completamente stato colto. Quel disegno di legge sicuramente è importante nella parte in cui definisce la responsabilità dei sanitari e quindi attenua questa responsabilità in alcune circostanze, prendendo in considerazione anche la carenza, i disguidi strutturali e tutta una serie di cose, e questo è assolutamente importante. Però nella prima parte dell'articolato c'è la questione dello sviluppo delle competenze, del riconoscimento delle competenze. Beh, lì sinceramente, per i problemi che abbiamo detto adesso, si poteva usare un po' di più rispetto a quella necessità di riconoscere, diciamo, le competenze anche degli infermieri, ma non solo degli infermieri, voglio dire. In quel disegno di legge forse si poteva essere un po' più chiari e non solamente enunciarlo e poi lasciare alla, diciamo così, perché è un decreto, quello sarà un decreto legislativo, quindi sarà poi il governo che definirà i contenuti di quella cosa lì. Forse nell'enunciato si poteva usare un po' di più sul sistematizzare il percorso degli infermieri, ma in generale delle professioni sanitarie, il servizio sanitario può offrire. Potrebbero essere, diciamo, messe dei puntini un po' più chiari, non solamente un'enunciazione generale. Lei è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona. Ricorda quando cominciò la sua carriera dentro un ospedale da infermiere? Che anno era? Era il 1982, quindi un po' di anni fa. 82. E a quei tempi la vostra professione, importantissima già da allora e da sempre, era anche vista un poco come una missione. Poi siete diventati eroi, oggi dovete combattere per la sopravvivenza. Ne valeva comunque la pena intraprendere questa professione, Franco? Guardi, io non rinnego nulla, se dovessi ricominciare ricomincerei da capo, perché voglio dire lo stesso entusiasmo che avevo nel 1982. Adesso mi dedico ad altro e mi dedico soprattutto a cercare di far capire che se il Servizio Sanitario Nazionale universalistico come abbiamo noi ha prodotto dei risultati, questi risultati sono frutto anche del lavoro degli infermieri. Ho difficoltà a immaginare, rispetto anche ai numeri che abbiamo detto prima, un sistema in cui in ospedale entra una persona e non trova l'infermiere che, voglio dire, fa tutto quello che una persona si aspetta. Se non c'è l'infermiere che fa quella cosa lì, chi è che lo deve fare? Ma non solo, siccome l'infermiere, giustamente come dice lei, si è evoluto, ma si è evoluto perché comunque i bisogni sono cambiati. L'assistenza infermieristica, voglio dire, è al passo con le necessità, ma se non riusciamo a garantire all'anziano, voglio dire, che è a casa, che ha 150.000 pastiglie, tanto per essere banali, da prendere, che significa che ha 150.000 problemi, se non riusciamo a assicurare un infermiere che va a casa per vedere, prendi le pastiglie, non le prendi, funzionano, non funzionano, c'è qualcosa che non va, è necessario chiamare il medico per un riaggiustamento della terapia. Se non riusciamo a garantire questo, chi è che lo fa? Se non c'è l'infermiere, chi è che fa questa cosa qua? Quindi è un problema di tutti. E con questa domanda molto retorica chiudiamo questo incontro con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona, il professor Franco Vallicella, che ringrazio. Come amici e amiche che siete all'ascolto, ringrazio come sempre voi, dandovi immancabilmente appuntamento alla prossima di Verona Salute, ovvero la salute in prima serata. Immancabilmente.